Ben ritrovati dallo stadio Salvatore Favazza di Terrasini, provincia di Palermo. Siamo pronti a raccontare la prima semifinale scudetto del torneo nazionale, le fasi finali del torneo nazionale di calcio riservato a commercialisti ed esperti contabili. Abbiamo raccontato questa mattina la prima semifinale della Coppa Italia, quella che ha visto prevalere Bari su Foggia. Oggi nel pomeriggio facciamo un po' più sul serio, perché in palio ci sono appunto i posti per la finalissima scudetto, prima semifinale che mette di fronte Benevento e Bergamo. Tra l'altro mi piace sottolineare, mi piace raccontare che entrambe le squadre si sono riscaldate indossando una maglia celebrativa per ricordare, per onorare Totò Schillaci, maglia bianca con il numero 19, la scritta Totò sulla schiena, quindi bel messaggio, bell'immagine per una partita che comunque mette di fronte due squadre particolarmente toste, particolarmente intenzionate a fare bene. Siamo ancora in attesa delle distinte, quindi da capire anche gli schieramenti in campo, sia per lato orobico sia per lato sannita. Tanto per coloro i quali non conoscessero le due formazioni, Bergamo in campo inizialmente con divisa interamente bianca, giocherà con le casacche a causa appunto della somiglianza cromatica con il grigio della tenuta della formazione beneventana. Il direttore di gara emette il segnale di inizio, quindi mettetevi comodi, inizia Benevento-Bergamo col primo pallone gestito dalla squadra campana, messo subito in fallo laterale. Attacca la squadra campana con questo pallone gestito per vie centrali, giro palla dei grigi, questa palla messa in area, colpo di testa a liberare da parte della difesa bergamasca, e per la fine pallone recuperato proprio dai lombardi. C'è gestione sulla fascia di sinistra con la sovrapposizione, la palla che poi arriva nel cuore dell'area di rigore, che alla conclusione, e c'è il gol subito di Bergamo che sblocca la partita. Passato meno di un minuto, esattamente come nella semifinale di Coppa tra Bari e Foggia, segna Bergamo 1-0. A segno dunque Bergamo col gol dell'1-0. Tanto ci vogliate perdonare se ogni tanto perdiamo l'inquadratura, stiamo cercando di stabilire la giusta inquadratura per la partita, anche per garantire il miglior servizio possibile. Intanto rimessa Benevento, che dunque si ritrova ad inseguire. Chissà se naturalmente non ce ne vogliono i sostenitori bergamaschi che stanno guardando la partita, ma chissà che non sia un buon auspicio per Benevento questa cosa di prendere subito il gol e ritrovarsi subito a inseguire, visto che nella prima semifinale di Coppa Italia, come chi ha seguito lo sa, chi non l'avesse seguito ve lo racconto io adesso, Foggia è andata in vantaggio dopo 28 secondi contro Bari, salvo poi perdere la partita con il risultato di 3-2. Girapalla adesso Bergamo con questo alleggerimento un po' complicato da gestire per il portiere, e allora rimessa per Benevento, che cerca adesso di rialzare un po' la testa e di reagire dopo l'inizio shock.
Intanto la palla giocata sull'out di sinistra, ma i campani non riescono a gestire qui questo pallone alzato a campanile. E Benevento che attacca per vie centrali, occhio a questo inserimento, ottima la chiusura qui da parte della difesa ospite. Intanto si è alzato sempre più forte il vento qui a Terrasini. E torna a gestire il pallone Bergamo con questa giocata spalla alla porta da parte della punta. Occhio poi a questa imbucata sull'out di sinistra, pallone che non viene controllato, finisce in fallo laterale. Approfitto per ricordare, visto che il gioco per il momento è fermo, comunque non attivo, che dopo questa partita, quella tra Bergamo e Benevento, che sancirà la prima finalista della finale scudetto, ricordo finale scudetto che si giocherà alle 17:30 di lunedì 2 giugno. A seguire, dopo questo incontro, ci sarà, con fischio di inizio orientativamente alle ore 17, la seconda semifinale di Coppa Italia e scopriremo chi tra Salerno e Palermo raggiungerà Bari nella finalissima, e poi Napoli e Catania di fronte nella seconda semifinale scudetto, con partita in programma alle ore 19:30. Qui intanto rimette in gioco il pallone Benevento. Con questo cross da sinistra, gestito bene dalla difesa bergamasca. Poi altro pallone giocato in avanti. Il vento ne rallenta la traiettoria, ma la palla esce comunque oltre la linea di fondo campo. Vento che spinge a favore per Bergamo in questo primo tempo, ma comunque un vento che spira dal mare verso l'entroterra, quindi sarà sempre così per questa giornata. Tanto Benevento prova a sganciarsi in avanti con questa palla che però risulta troppo lunga per le punte, e allora torna la squadra lombarda a gestire il pallone. Primi 6 minuti e mezzo se ne sono andati. Ricordo, si gioca sulla distanza di 90 minuti ovviamente. Ricordati velocemente gli orari delle gare odierne, mentre Bergamo qui conquista un bel pallone in fase offensiva solo per un attimo, però passa a terra un giocatore della squadra che sta giocando con la casacca verde, messo fuori il pallone. Si rialza il giocatore della squadra che attualmente è in vantaggio. Ci avevo ricordato rapidamente gli orari delle gare rimanenti di oggi, ovvero sia 17 Salerno-Palermo, 19:30 Napoli-Catania. Lunedì 2 giugno per la festa della Repubblica si parte presto, 9:30 e 11:30 le finali, terzo e quarto posto e primo, secondo posto di Coppa. Poi 14:30 finale, terzo e quarto posto scudetto, 17 quella per assegnare il titolo. Qui intanto attenzione ancora a Bergamo che attacca sull'out di destra, palla al limite dell'area, difficoltà nel trovare spazio per la conclusione che arriva adesso, viene respinta, ancora attacco vivo per un attimo e c'è un fallo, guadagna un buon calcio di punizione qui Benevento.
Giro palla adesso di Benevento che cerca di rialzare la testa. Qui torna ad attaccare la squadra bergamasca col giro palla sbagliato però, e allora palla in fallo laterale per i Sanniti che sono sotto dopo 8 minuti e 45. Qui recupera però palla Bergamo, attenzione, ingresso in area, conclusione di Destro che si impenna sopra la traversa, sfiora il gol ancora Bergamo ad un passo dal 2-0. Mancato il tocco giusto, il tocco decisivo al numero 10 della formazione lombarda. Cerca di reagire subito Benevento con questa giocata sulla destra, adesso limite dell'area col cross, l'uscita da parte dell'estremo difensore bergamasco che scorta l'uscita della palla oltre la linea di fondo. Torna a girare il pallone la squadra orobica. Lancio in avanti a vuoto qui i difensori, poi arriva l'uscita da parte dell'estremo difensore del Benevento e come potete vedere indossa una maglia giallo-rossa come i colori della strega, della squadra di Benevento, che ricordo militare in Serie C. Intanto questa conclusione che esce veramente di poco, questo pallonetto dal centrocampo. Vengono campione d'Italia, lo sapete? Ancora i campioni in carica che provano a recuperare, tra l'altro anche un discreto seguito di gente giunta proprio da Bergamo, familiari naturalmente, che ne approfittano anche per godersi queste bellissime giornate tardo primaverili, quasi estive verrebbe da dire, col mare praticamente a 2 passi. Tanto altra palla messa fuori. Sembra tutto ok però per il giocatore di Benevento che si rialza. Questo pallone che verrà restituito ai bergamaschi. Una spinta, calcio di punizione ancora per Bergamo. Primi 12 minuti che stanno per andare in archivio, con Benevento che per il momento non è ancora riuscita a trovare una reazione, a trovare una giocata, anzi ha rischiato di beccare il secondo gol in un paio di circostanze. Adesso la squadra campana che cerca di uscire, lo fa anche in bello stile. Poi però Bergamo recupera bene il pallone. E attenzione a questo inserimento sull'out di destra, il pallone servito al centro, conclusione un po' sporcata, pallone che rimane lì e alla fine risolve la difesa campana, che però è in costante allarme. Ancora giro palla da parte dei bergamaschi, che sanno anche quando poter trovare qui l'imbucata. Qui si ferma
per una posizione di fuorigioco. Riprende Benevento col giro palla, che la palla forse è uscita. Dopo qualche secondo arriva la segnalazione. Su questo lancio lungo, il colpo di testa, prova ad inseguire il pallone numero 10 Bergamasco, che tiene il pallone in gioco. Serie di finte per la palla servita dentro, non c'è fuorigioco, in realtà sì. Adesso per Bergamo l'obiettivo è quello di chiudere quanto prima la partita. Intanto recupera ancora un pallone, c'è la conclusione che si stampa sul palo, è ancora ad un passo dal raddoppio Bergamo. Riprende il gioco con Benevento che muove ancora la palla. C'è il controllo bellissimo qui a centrocampo. Poi l'intervento falloso e punizione. Punizione Bergamo. C'è il fischio con la battuta nel cuore dell'area, c'è il tentativo sotto porta, la palla che si perde fuori. Maestro. Riprende dalle retrovie Benevento con questa palla giocata poi in avanti, il controllo. Alla fine ancora Bergamo che riconquista il pallone. Conclusione! Palla che si perde fuori di pochissimo, ancora vicino al 2-0 la squadra bergamasca. Battuta lunga ma è direttamente in fallo laterale, fa fatica adesso Benevento a uscire. Giro palla e altra rimessa guadagnata da Bergamo. Possesso per la squadra che è costretta alla casacca, poi ancora serie di contatti, esce bene la difesa bergamasca, palla al piede, qui uscita in bello stile, poi contrasto regolare secondo il direttore di gara, alla fine colpo di testa a mettere il pallone fuori. Ci prova ancora Benevento con questa iniziativa per vie centrali.
altro giro palla che coinvolge poi la fascia destra, e interviene però ancora la difesa di Bergamo a chiudere e a ripartire. Passaggio per vie centrali, qui attenzione a questa nuova ripartenza di Bergamo con l'apertura a sinistra, troppo lunga per tutti, può intervenire il portiere Raffaele Massa. Altro pallone recuperato ancora da Bergamo, pallone per vie centrali, sistema sul sinistro, poi va a calciare col destro, c'è la ribattuta, cerca di uscire Benevento, ma ancora possesso palla per Bergamo con il tocco di Caldara, arrivate alle distinte. Ringrazio Alessio Tortorici per avermele fornite. Qui colpo di testa ma in fuorigioco, e allora riparte subito Benevento con Verdino, apertura a Todesca, lancio di Todesca non preciso, non perfetto per Jarrobino. Recupera palla Benevento con Tedino, due volte il numero 8 che poi mette la palla in fallo laterale, sarà rimessa. Con Basurini che l'ha battuta, qui rischia qualcosa la difesa di Bergamo, costretta a spazzare via la minaccia. Con l'intervento da parte di Cassinelli, poi recupera, prova a recuperare ancora Bergamo con la palla giocata sulla sinistra, occhio all'inserimento in area, conclusione che si perde in fondo al sacco, il gol del 2-0, Bergamo che allunga nel punteggio con questa giocata sull'out di sinistra, arriva la rete del 2-0. Siamo al 21esimo, non siamo neanche a metà del primo tempo, eppure la partita sembra prendere un indirizzo ben preciso. Al gol di Pedrali, 21 che stanno per scadere, già 2 i gol di vantaggio di Bergamo, che qui va subito a riconquistare palla, non può arrivare Mogavero. Bergamo in controllo delle operazioni, adesso Tacchini la gioca, poi anche il vento che va a complicare un po' i piani dei difensori, alla fine esce bene la squadra bergamasca con Marchesi. Poi l'anticipo, pallone calciato in avanti da Nostrale, e ancora Bergamo che esce palla al piede con Marchesi, occhio a questa palla sull'out di sinistra, servizio in mezzo, chiusura da parte di Palmieri, poi ancora giocata in mezzo a due, fischio, fallo, calcio di punizione. Fallo commesso ai danni del numero 9 Crotti, e occhio a questo piazzato adesso. Sul pallone si è portato Marchesi, Raffaele Massa sistema la barriera, sono in 4 per il numero 12 di Benevento, vedremo se saranno sufficienti. C'è il fischio del direttore di gara, va Marchesi, esterno rete, e chiama cooling break il direttore di gara esattamente a metà frazione. Top player qua
Dunque termina il cooling break, 1 minuto e mezzo circa dopo la punizione di Marchesi. Fin qui quasi un dominio da parte di Bergamo. Non sta succedendo quello che è successo nella prima semifinale di Coppa Italia, ovvero con una squadra subito in vantaggio e l'altra pronta a rimettersi in pista. Ma adesso attenzione ancora a Bergamo. Ottima qui la chiusura da parte di Palmieri. E allora Benevento che cerca di uscire, palla al piede, però poche idee per la squadra campana. Allora può recuperare palla ancora con Marchesi. Bergamo, giro palla adesso più calmo, poi il lancio in avanti improvviso, c'è la corsa e la palla poi messa fuori, in particolare da Verdino, poi lancio in avanti ancora però dove ci sono solo casacche verdi. E poi la palla messa in calcio d'angolo, secondo corner della partita, entrambi battuti da Bergamo fino a questo momento. Pallone nel cuore dell'area, colpo di testa, poi Marchesi la tiene viva ma era in fuorigioco. Allora riparte con una punizione Benevento, anche per questa partita tanto seguito tra i commenti, naturalmente l'invito anche tra i vostri amici, condividere la diretta. Vi ricordo ancora una volta alle 17 la seconda semifinale di Coppa Italia tra Salerno e Palermo, chi vince affronta Bari lunedì alle 11:30, chi perde invece deve scendere in campo di buon mattino alle 9:30 per la finale terzo e quarto posto contro Foggia. Qui intanto un po' di scaramuccia per il punto di battuta della punizione. Alla fine Todesca esagera nel guadagnare metri. Si riprende con questa palla lanciata sulla sinistra, l'intervento deciso da parte di Mazzucotelli e poi sarà rinvio da fondo per Raffaele Massa. Giocata da parte di Palmieri che va a lancio lungo, cerca e trova l'intervento di Tedino, poi lancio in profondità alla ricerca di Verdino che recupera il pallone e lo controlla. Ancora Verdino cerca di farla passare, l'anticipo ai danni di Pizzi, ancora però Benevento in avanti, sussulto d'orgoglio dei campani con questa conclusione che viene alzata in calcio d'angolo da Tacchini, ci ha provato Di Iorio. E primo calcio d'angolo del Benevento, primo sussulto in fase offensiva per la squadra campana. La battuta del calcio d'angolo, primo palo, l'anticipo anche su Tacchini da parte dei difensori bergamaschi, poi ancora giocata sulla sinistra con il cross, colpo di testa a mettere fuori, poi Marchesi, pallone messo giù e può risalire Bergamo. Chiusura per un fallo laterale, guardato quel che voleva, quel che poteva, in questo caso il numero 7 Conca. Francesco Conca. Intanto attenzione ancora a Bergamo, ma l'arbitro fischia.
Gestione palla di Tedino per Benevento. Poi il tocco di Todesca in avanti, Verdino pulisce il pallone, lancio verso destra, chiusura da parte dei difensori bergamaschi, altro colpo di testa in avanti, poi una specie di batti e ribatti, ne esce vincente Todesca che lancia ancora in avanti, il controllo a seguire è da parte di Di Iorio che poi allarga sulla destra, opportunità Benevento, pallone messo in mezzo, l'inserimento vincente, palla che rimane lì in area, non riesce a calciare, poi altro tentativo sopra la traversa, Tedino ancora vicino al domo il Benevento che sembra essersi risvegliato, primi una ventina di minuti in difficoltà, poi sembra che il timeout abbia quasi scosso la squadra sannita. La battuta da parte di Tacchini verso la metà campo avversaria col vento che aiuta nella traiettoria, però Benevento che riconquista, e occhio a questo lancio ancora per Di Iorio, alleggerimento perfetto di testa ancora per Tacchini, alleggerimento da parte di Cassinelli, poi lancio un po' svirgolato da parte del portiere bergamasco, non riesce, il controllo a Verdino, fallo laterale, non è riuscito a tenere il pallone in campo Capitan Pizzi. Allora la rimessa per Cortinovis, poi lancio, posizione regolare, secondo il secondo assistente, è arrivata comunque l'uscita da parte di Massa, Todesca sbaglia il tocco, poi Cortinovis non riesce a trovare compagni, allora c'è l'avanzata, palla al piede di Palmieri, verticale sul quale Di Iorio non riesce a controllare, c'è comunque la chiusura da parte dei giocatori di Bergamo, allora fallo laterale, 33 minuti, anzi 32 e mezzo a dire la verità. Sento la palla che si alza, forse un intervento a gamba tesa da parte di Mogavero, si continua a giocare, colpo di testa in chiusura, poi sforbiciata, anche un po' pericolosa, si gioca ancora Mogavero col dribbling, grazie anche a un rimpallo, poi pallone spazzato via, con Bergamo che guadagna metri ma Benevento che guadagna il fallo laterale. Qui col tacco l'intervento di Verdino ma riconquista Bergamo. Marchesi con la palla che passa, c'è però fuori gioco da parte di Marini. Squadra tecnicamente molto valida, con un'età media comunque abbastanza bassa rispetto a quanto abbiamo visto fino adesso. Non a caso Bergamo ha vinto il titolo nella scorsa edizione. E Bergamo che adesso gestisce il pallone e lo fa con Cassinelli. Poi palla ai centrali, Marchesi. Ancora l'avanzata, sempre per il 21, molto pericoloso, fiondata verso l'area di rigore, prova ad arrivare Marini, Marini la tiene in campo, poi palla per i centrali, Facchinetti, serie di finte, ancora Facchinetti, palla incollata ai piedi, Facchinetti non trova lo spazio per calciare, alla fine guadagna solo calcio d'angolo, però forse un po' troppo lezioso in questo caso il numero 10 bergamasco che ha avuto l'opportunità per calciare. Qui giocata corta sugli sviluppi del calcio d'angolo, cross in mezzo, colpo di testa a allontanare, ancora attacco vivo però l'arbitro fischia fallo. Ancora recupero però da parte
delle numero 21 Marchesi, Facchinetti, scucchiaia, Marchesi, controllo, guarda in aria, mette in mezzo, c'è la deviazione ancora Facchinetti che calcia al volo, e 3-0 Bergamo sul velluto, i campioni in carica ancora con Facchinetti a bersaglio. E dunque si allarga ulteriormente la forbice, veramente che negli ultimi 8-9 minuti si stava facendo anche abbastanza apprezzare. Nulla però può contro i ragazzi guidati in panchina da Francesco Piludu, i quali stanno imprimendo il proprio dominio Tant'è che Bergamo ha già riconquistato palla. Tacchini, l'appoggio su Cassinelli. Palla scodellata poi in avanti. Il controllo da parte di Crotti, poi palla in verticale, posizione giudicata regolare, messo a sedere Massa. E il gol del 4-0 allunga sempre di più Bergamo, che cala il poker quando manca ancora 7 minuti alla fine del primo tempo. E 4-0 già, partita che sembra avere già un padrone abbastanza chiaro. Con la rete messa a segno da Mazzucotelli. (37 minuti 20 secondi) e potenzialmente abbiamo già la prima finalista di questo torneo nazionale riservato a commercialisti ed esperti contabili. Cassinelli, la palla gestita a sinistra. Non l'abbiamo fatto pulire. Tacchini con calma a gestire per Cremaschi, poi ancora pallone gestito da Caldara e ancora Tacchini. Caldara, Facchinetti. Ora la giocata a parte di Cortinovis, sbagliata ancora per Facchinetti. Riparte con Tommaselli. Benevento che adesso deve un po' rialzare la testa, deve scuotersi. La squadra campana che qui mette un buon pallone in mezzo, chiuso però dalla difesa. C'è comunque fallo laterale in zona d'attacco a 6 minuti dallo scadere del 45esimo. Qui Tordino con Di Iorio che mette in mezzo l'uscita senza problemi di Tacchini. Cremaschi, mentre sovrappone Mazzucotelli, palla per Facchinetti, ancora Cremaschi che palleggia adesso Cremaschi con Marchesi, poi Mazzucotelli, Facchinetti, Marchesi senza fretta, giustamente Bergamo può gestire, fa un po' più di caldo rispetto a prima, c'è chiaramente il vento che allevia un po', ma il sole picchia forte su Terrasini. Marchesi per vie centrali, poi la palla ancora in verticale, posizione regolare ancora Mazzucotelli, questa volta se lo divora. Non si contano più le occasioni
con Nostrale che protesta, ma detto molto francamente non siamo in linea perfetta, ma sembrava regolarissima la posizione di Edoardo Mazzucotelli. Intanto attenzione alla palla recuperata ancora da Mazzucotelli che mette in mezzo il pallone, Marchesi sforbicia, palla fuori. Riprende palla a 4 dalla fine del primo tempo Benevento. Palla lanciata da Mogavero, però ancora le casacche verdi a riconquistare la sfera. Marchesi di prima, ancora tu per tu, questa volta c'è il fischio che ferma la corsa di Cortinovis. Tanto cambi, credo proprio Cortinovis stia lasciando il campo. Con l'ingresso in campo con la maglia numero 13 di Gabriele Conca. Conca che si mette sull'out di sinistra, si porta sull'out di destra Belometti. Per fortuna va detto che Bergamo ha fatto stampare i numeri anche sui pantaloncini, questo per chi vi sta raccontando la partita è senza dubbio un bene. Qui intanto il cross di Verdino, la palla che esce, fallo laterale Bergamo a 2,40 dall'intervallo, da capire se l'arbitro assegnerà recupero considerando il punteggio. È possibile che non si vada veramente oltre i 90 regolamentari senza recupero né nel primo né nel secondo tempo. C'è stato un minuto di cooling break, ma poco da, veramente pochissimo da segnalare, si è solo giocato quasi solo ad una metà campo. Qui Belometti col tocco, Facchinetti cerca l'imbucata per l'inserimento di Mazzucotelli, l'uscita. Il lancio da parte di Verdino, posizione regolare nel controllo da parte di Tedino che cerca di inserirsi, vince un rimpallo, la palla ancora per Verdino, inseguito e fermato da Belometti. Può essere che fino a quando mi prenderai. No? Può essere che fino a quando mi prendi. È vero. Intanto attenzione alla palla messa in mezzo, allontanata dall'intervento di Cassinelli, poi Facchinetti. Mazzucotelli con la sponda, può distendersi ancora Bergamo, a questo punto cerca anche di divertirsi, attenzione all'avanzata, fuori gioco da parte di Crotti, azione che questa volta sfuma per i campioni in carica. Nostrale gioca corto su Pizzi, quale va a lanciare, qui cerca di farla passare anche per avere un po' di vantaggio Tedino. Verdino se la porta verso il centro, poi rimpalli fortuiti, alla fine pallone messo fuori, calcio d'angolo, il secondo per Benevento proprio agli ultimi istanti di questo primo tempo. Con Verdino che va alla battuta, pallone nel mucchio, rimane lì, poi viene allontanato. Scade il 45esimo, probabilmente si recupera il minuto
del cooling break. La palla per Raffaele Massa, il portiere, pressoché incolpevole sulle 4 marcature di Bergamo. Gestisce palla con calma Mogavero, poi Nostrale, va lungo, Di Iorio la perde, cerca di distendersi Bergamo con la palla in avanti verso Facchinetti da parte di Francesco Conca, poi Facchinetti stringe, poi controllo a seguire, da dimenticare questa volta, e l'arbitro pone fine al primo tempo con un solo minuto di recupero. 4-0, dominio pressoché totale da parte di Bergamo, che ha ormai in tasca l'approdo in finale. Restate con noi che tra poco c'è il secondo tempo. Questa è una stagione importante, una stagione dove Athletic ha raggiunto gli obiettivi che si era prefisso a inizio anno, quello di eccellere nel futsal e nel calcio. Credo che, non ho fatto indagini, però credo di poter dire che sicuramente a livello regionale, ma probabilmente anche a livello nazionale, sia un record. C'è un triplete di squadre seniores, perché poi se vogliamo farla completa c'è l'Under 19 di calcio a 11 che con il grande mister Pippo D'Angelo ha vinto pure loro il titolo regionale, quindi diciamo che 4 titoli in un anno raramente si è visto. 3 titoli di prime squadre e squadre seniores credo che in Italia non sia mai stato. Athletic quest'anno ha fatto bene, merito di una grandissima società, di una grande progettualità nel futsal. Tutto parte nel 2023, quando vengo contattato da Michele Lovalvo e Gaetano Conte, e mi sono rimesso in gioco, anche se ero fuori da diversi anni. Non è stato facile, perché bisogna rimodularsi col futsal moderno. Ho messo la mia esperienza di campionati di alti livelli, però il merito è tutto, e non sono assolutamente così, non faccio complimenti tanto per farli. Il merito è dello staff, che è stato incredibile. Mister Miosi, preparatore atletico Brandi, preparatore portieri Romeo, i dirigenti tutti, non li cito tutti perché sono veramente tanti, hanno dato una mano incredibile. Sono stati per me motivo di orgoglio e motivo anche di stimolo, perché nei momenti in cui durante la stagione magari ti vengono un pochino meno le forze, un pochino meno la voglia, vedere quella gran voglia che avevano loro, quella dedizione incredibile ai giocatori che hanno messo tutto l'anno, sono stati per me di stimolo di non mollare. Ci abbiamo creduto fino alla fine e alla fine abbiamo vinto. Rammarici? Ma se c'è qualche rammarico non avere vinto la Coppa Italia, la Coppa Italia è venuta in un momento in cui la squadra non stava bene, è stato in un momento sbagliato. Questo ci deve ricordare che vincere non è mai facile, perché vincere è difficile, si devono anellare tutte le caselle al loro posto, tutto al momento giusto. La femminile, che dire, ragazzi eccezionali. Mister Lo Piccolo è riuscito a adattarsi a un mondo non suo, che è diventato oramai prepotentemente suo, con l'aiuto di Luca, di Rossella, di Rita, dirigenti incredibili. Luca assolutamente suo fido scudiero, ma ragazzi eccezionali che hanno dominato tutto il campionato siciliano, hanno dominato pure una buona parte della Coppa Italia nazionale, sono arrivati a un passo dalla finale nazionale. Ragazzi eccezionali che meritano ben altri palcoscenici. Questi Athletic, noi del futsal abbiamo messo la nostra parte, adesso aspettiamo che ci dica cosa fa la proprietà per progettare un'altra bella stagione. Riccardo Romeo si allontana per modo di dire da Athletic, cioè il suo impegno viene meno per qualche mese, perché sua moglie è in dolce attesa, preferisce dedicarsi alla famiglia. La famiglia, come il lavoro, viene davanti a tutto, quindi si fa un leggero passo indietro, ma sa bene che appena ci sarà la lieta notizia della nascita del suo secondo figlio, rientrerà alla grande in Athletic. Ma un'assenza viene colmata
un'assenza di una persona, una grande persona, viene colmata da un'altra grande persona e grande professionista. Entra con noi Piero Marsala, che ha collaborato con me a Bagheria, a Sant'Isidoro, sia nel calcio che nel calcio al 5. Piero è una persona incredibilmente preparata, tra altre cose con un grandissimo rapporto con Riccardo, per cui il passaggio di consegne sarà assolutamente indolore. E chissà, magari vediamo, perché il mio obiettivo, prima di pensare all'organico, e ci stiamo pensando, è rafforzare lo staff. Tutti sanno l'amicizia che mi lega a Riccardo Scardina, tutti sanno l'amicizia che mi lega a Marco Mineo, li sto cercando di coinvolgere nel progetto Athletic. Vediamo, se riesco a coinvolgerli bene sarò più forte come staff, e per me lo staff non è altro che l'architrave di un progetto di qualunque tipo. Poi i giocatori si possono prendere più o meno forti, le stagioni si possono più o meno fare bene, ma quando c'hai uno staff forte come l'ho avuto io quest'anno, e come spero con De Puntelli lo avrò ulteriormente il prossimo anno, si potrà fare bene pure in Serie B. Cominciamo dalla femminile, perché la mia menzione va a Totò e Luca Lo Piccolo, che sono riusciti a dare a questa squadra un'identità incredibile, a ragazze già di sé molto forti, sono riusciti è riuscito a plasmarle e a farle diventare una squadra fortissima. Quest'anno ho ricevuto i complimenti da tutte le squadre nazionali che abbiamo incontrato, dal presidente nazionale Castiglia, era un piacere vederle giocare. E è giusto che debba anche citare Rossella Di Maggio, grandissima Rossella, che è stata veramente il trade union tra la proprietà, la direzione generale e la squadra. A Rossella vanno già fatto di persona, mi fa piacere dirlo pubblicamente, i complimenti di essere stata incredibile nel tenere questa squadra composta fino all'obiettivo finale, che è stata la vittoria da gira del campionato regionale. Maschile sono due momenti topici della stagione. Il primo, quando tra novembre e dicembre perdiamo metà squadra, o perlomeno dei leader importanti come Barcellona, Sanchez, Tubè, Nilmar, per infortunio o squalifiche. Sanchez, spagnolo incredibile, un ragazzo incredibile che purtroppo non ha potuto dimostrare quanto vale per un infortunio importante al ginocchio. Perdendo Tuvè, Nilmar, Barcellona e Sanchez, ripeto, per svariati motivi, qualunque squadra sarebbe crollata. Là lo staff è stato importante, là i ragazzi sono stati incredibili, che sono rimasti incollati a Palermo Calcio a 5. Quando è passata un po' la buriana, poi siamo venuti fuori nel girone di ritorno. Il secondo punto è stato una grandissima società che mi ha permesso, nel mercato di riparazione, come viene chiamato comunemente, tra dicembre e gennaio, di rinforzare la squadra proprio nei ruoli dove abbiamo avuto problemi per quelle defezioni di cui parlavo. E quindi arriva Nivaldo, giocatore incredibile della 1 polacca, arriva Orlando, incredibile il ragazzo proveniente dal Villaurea, arriva Saviano dal Palermo Calcio a 5, arrivano Baucini e Pitarresi svincolati dal 3M. Capisci bene che è una società che prende 5 persone in un mercato di riparazione, ripeto, abbiamo cambiato volta alla squadra, siamo riusciti a colmare quelle lacune che per gli infortuni avevano creato nel girone d'andata. Questi due momenti per me sono stati momenti topici della stagione, e che poi hanno creato quell'incredibile filotto di risultati, 15 vittorie, un pareggio su 16 partite, che hanno portato alla vittoria finale. E Athletic nel 2023 mi chiama: Rosario, vogliamo un settore futsal importante. Che significa? Significa che devi mirare a vincere. Poi non sempre si può vincere, perché la palla è rotonda, e perché, come dicevo prima, per vincere tutti i tasselli devono andare al loro posto tutti insieme, e non è facile. Ripetersi è ancora più difficile, e noi ci proviamo il prossimo anno. Non diciamo da neopromosse, sia nel girone B che nel girone, sia nel femminile che nel maschile, non abbiamo progettato una squadra per fare il doppio salto di categoria, però la società è Athletic, e noi dobbiamo fare bene, perché abbiamo un nome alle spalle, un prestigio importante, una società conosciuta su tutto il settore nazionale, si sta organizzando e strutturando a livello dirigenziale in maniera importante, e quindi, ricordandoci che siamo Athletic, dobbiamo portare avanti questo progetto. Dove possiamo arrivare, Francesco, non lo so. So che
la voglia è tanta, la società dietro ci dà sempre carta bianca. Questa fiducia del presidente Conte ci responsabilizza in maniera importante, perché dobbiamo ripagare questa fiducia con i risultati. Per cui il detto vincere aiuta a vincere, assolutamente sì. Questo in orizzontale sale che è una meraviglia. Ma è
Tutto pronto per l'inizio del secondo tempo qui tra Bergamo e Benevento. Prima frazione si è chiusa sul 4-0. Partita veramente con poca storia. Del resto abbiamo di fronte i campioni in carica. Entriamo anche nel clima della seconda frazione, della terza partita, la seconda semifinale di Coppa Italia, che metterà di fronte Salerno e Palermo. Vediamo solo il fischio da parte del direttore di gara. Sì, doveva rientrare il 4, ma rientra probabilmente domenica sera. Tanto quelli del Bergamo sono in 10, sono rientrati in 10. Motivo per cui per il momento non si comincia. Vediamo come si risolve la faccenda. Se strana come cosa, comunque. Eccolo qua, arriva l'11°. Si tratta del numero 11 Marini. Si parte col primo pallone gestito da Bergamo che dopo un minuto ha messo in ghiaccio la partita, poi col passare dei minuti ha allungato nel parziale. Gli eventi importanti non mancano. C'è già il gol del 5-0. Dunque allunga ancora la squadra lombarda dopo neanche un minuto. Con la rete messa a segno la numero 14 Basurini. Vincenzo! Qui altra palla messa in fallo laterale. La sensazione è che Benevento faccia veramente fatica, sia per una forza, per la forza espressa da Bergamo, che comunque più in generale per una propria difficoltà.
Intanto Marini col tocco indietro per Francesco Conca, poi Marchesi fronte alla porta decide di allargare, un'apertura che viene raggiunta un po' a fatica, poi servizio per vie centrali, deviazione e fuori gioco. Prova a riprendere a palleggiare Benevento sotto di 5 gol qui con Tedino, il tocco su Mogavero. Ricordo ancora una volta alle 17, orario orientativo, il fischio d'inizio di Salerno-Palermo, seconda semifinale di Coppa Italia. Chi vince affronterà Bari lunedì 2 giugno alle 11:30, chi perde se la vede con Foggia alle 9:30 per il terzo e quarto posto. Intanto fuori gioco da parte del numero 9 Iarrobino. Invece alle 19:30 sfida tra Napoli e Catania per scoprire chi alle 17:30 di lunedì affronterà presumibilmente Bergamo nella finalissima scudetto, e per capire se ci sarà una rivale per i campioni in carica o se riusciranno a piazzare, a concedere il bis. Intanto Massa ha cambiato maglia, passato dal giallo-rosso strega, che tanto bene non ha portato, al rosso. È vero che un gol lo ha già subito anche con questa maglia. Vi auguro veramente di vincere. Invece si mantiene sul viola Maurizio Tacchini, estremo difensore di Bergamo. Marchesi si appoggia su Marini che prova a puntare, serie di finte, ancora Marini, prende il centro, poi palla a scavalcare, troppo lunga. Tedino pressato, la perde contro Marini che si gira, va a calciare, respinto. Todesca prova a distendersi Benevento dall'altra parte, poi la giocata finale però da parte di Verdino risulta imprecisa. Tacchini, tocco per Cassinelli, ora può avanzare Conca. Marchesi col tacco, la gestione palla in tranquillità e in serenità da parte di Mazzucotelli, poi gioca sulla destra Bergamo con Caldara spalla alla porta, anzi si tratta numero 18 Ballatore, entrato in campo nella ripresa. Ora Benevento con Tedino indietro, Mogavero, cambio gioco dalla parte di Todesca, Palmieri in incontro e riceve Tommaselli, poi Tedino, coinvolto anche Nistrale, prende per un attimo il controtempo il compagno, palla per Iarrobino, Di Iorio, Tedino, Tommaselli, avanza, poi tocco largo a destra per l'avanzata di Todesca, però a prendere il centro Todesca, poi lotta in qualche modo Mogavero, non subisce fallo secondo il direttore di gara, e allora Cassinelli
va a pulire la situazione, palla servita in avanti, Marini corre davanti a lui Marchesi, avanza Marini inseguito dai compagni, poi palla per vie centrali, ottima per la giocata a parte di Mazzucotelli, che perde il controllo del pallone al momento decisivo. Todesca si affida Ricordi a Manetti quello del Parma in conferenza stampa, i soldi ci sono. ai compagni, tanto si muove la panchina di Bergamo, anche se in maniera molto blanda, così come blanda è diventata anche la partita adesso. Conca avanza il numero 7, quasi non inseguito dagli avversari. Ancora Conca, apertura a sinistra per il cross che arriva, doppia deviazione, c'è stata una spintarella e allora calcio di punizione per Benevento. Un po' di tensione, Nistrale che ha da ridire qualcosa al suo avversario. Sicuramente un po' di frustrazione per il risultato e per come sta avvenendo il risultato, per la prestazione. Todesca cerca la giocata ma si porta il pallone oltre la linea laterale, se la prende un po' con se stesso mentre si avvia a battere il fallo laterale Gabriele Conca. Servizio per Francesco Conca, poi può avanzare, palla al piede Basurini, gestisce con calma Bergamo. Passati 9 minuti dall'inizio della ripresa. Tacchini, pallone per vie centrali, Mazzucotelli, Conca allarga, può andare all'1 contro 1, prende il centro, poi propone questo cross lungo sul quale però arrivano, è il tiro cross che attraversa tutta l'area di porta, termina fuori in fallo laterale. Sì, ovviamente stiamo parlando del Palermo. Rimessa battuta da Benevento col tocco di Palmieri. Tedino appoggia dalle parti di Nistrale, poi c'è l'avanzata di Pizzi, passaggio intercettato, fallo laterale per Benevento. Tedino, tocco per vie centrali, Verdino prova a partire, poi calcia forse anche un po' di terra oltre al pallone, esce male. Questa conclude questo passaggio col piede destro. Perché gira sempre tutto il campo lì. Qui intanto tenta la giocata Marini, costretto a fermarsi. Raffiniamo sto pallone. C'è l'avanzata intanto da parte di Todesca.
Gestione con Tommaselli che però sbaglia completamente la misura del passaggio. Poi c'è una spinta da parte di Tedino, si continua a giocare, limite dell'area, Marchesi serve con K, cerca compagni da servire, poi Marchesi col velo qui, Marchesi 2 volte ha rinunciato a calciare. Prova a ripartire Benevento con Pizzi che allarga su Verdino, cerca di scodellare, palla però troppo lunga per tutti. Tanto cambi per Bergamo, finisce la partita di Mazzucotelli, inizia quella del numero 15. Trattasi di Pedrali. Tanto siamo al 58esimo minuto, ancora una mezz'oretta più eventuale recupero da capire naturalmente. L'andamento della partita. Comunque termina la partita di uno dei migliori in campo, ovvero Mazzucotelli. Assegno nel primo tempo. Qui intanto la palla esce. Pallone lanciato in avanti da Todesca. La palla giocata corta da Gabriele Conca, la perde poi Francesco Conca e allora Benevento che torna a palleggiare. Tommaselli, Di Iorio, dietro a Tedino. C'è avanzata a sinistra di Pizzi, viene incontro Verdino, Tedino. Qui ancora Verdino che prova a liberarsi, accelera il numero 7 di Benevento che propone in mezzo un buon pallone, chiuso però da Cassinelli. Il primo pallone della partita per Pedrali. C'è l'avanzata sulla destra con molto Marchesi, pallone scodellato verso l'area di rigore, ma anche il controllo. Allora c'è l'uscita senza problemi di Massa. Mogavero, Di Iorio, che prova ad avanzare Mogavero. Verdino, taglia fuori di Pedrali che commette fallo. Verdino, Tedino, Palmieri per Nostrale, per Nistrale, scusate. Pizzi prova a girarla qui Benevento. Comunque Nostrale, mi correggo ancora una volta. Palmieri, Tommaselli, lo scambio con Mogavero, poi Tedino verticale, cerca di controllarla Di Iorio alla meglio, in questo caso Cassinelli che prova a far ripartire i compagni. Marchesi, si sgancia Cassinelli, mi sa che vuole andare a far gol lui, ma l'arbitro ferma il gioco. È messo a terra credo Mogavero.
Allora, l'ultima apparizione di Cecconi a, come si chiama, a Vallo della Lucania. Problema per Di Iorio, non per Mogavero. Adesso credo che non abbia neanche cambi in panchina. Tanto prova qui la giocata Marini. Francesco Conca, poi c'è l'avanzata ancora, non riesce qui lo scambio, allora può uscire Palmieri, Tommaselli, Jarrobino, girano palla, provano quantomeno a muoverla i giocatori di Benevento, mancano 27 minuti più recupero. Verdino prova ad andare, Verdino conclusione, palla che si stava per perdere fuori, ma ancora attacco vivo per Benevento con il cross ribattuto. Adesso cerca di uscire palla al piede, cerca di accelerare Bergamo, delle folate più che altro. Marchesi, poi Pedrali sbaglia, palla lanciata in avanti, ma direttamente dalle parti di Tacchini. Tanto sono arrivate Palermo e Salerno per la seconda semifinale della Coppa Italia. Chi vince becca Bari, chi perde si gioca il terzo e quarto posto con Foggia. Entrambe le partite nella mattinata di lunedì 2 giugno. Finale terzo e quarto posto si gioca alle 9:30, finale primo e secondo posto, finale per il trofeo. A seguire entrambe le partite, così come le finali scudetto e così come le altre due partite in programma oggi, ovvero sia Salerno-Palermo e Napoli-Catania. Tutte in programma sul canale YouTube Sportisili TV. Qui intanto una piccola incomprensione, mentre intanto una bella folata di vento per non farci mancare niente. Mentre ci sono due cambi, va fuori Marchesi e va fuori Francesco Conca. Dentro Manazza col numero 2 sicuramente. Vedremo anche l'altro cambio, chi riguarda nello specifico. Il numero 16 adesso entra Pedrali, numero 16 Gabrieli, scusate. Quindi attenzione a Verdino che non riesce a gestire il pallone, poi recupera Mogavero in verticale, cercato da Verdino, non trovato però. Qui la gestione adesso con Basurini, l'avanzata da parte del numero 25 Cremaschi.
poi pallone in verticale con il cross ribattuto da Nostrale, che poi la tiene. Tedino, Palmieri, Tommaselli appoggia a Todesca, Palmieri, Tedino, Nostrale, ancora gira palla il Benevento, siamo a metà ripresa, vedremo anche se verrà assegnato il cooling break come era stato nella prima frazione. In realtà di ritmi particolarmente blandi, di ritmi particolarmente alti non ce ne sono in questa partita. Vuoi stare in campo, te lo mettono loro? Vai in campo, te lo mettono loro. Senza troppa convinzione la pressione da parte della parte di Bergamo, che sembra quasi voler anche far passare il tempo senza correre rischi. Mancano 22 minuti più recupero alla fine. Di partita vera ormai ce n'è veramente poca. Palla giocata in verticale, chiusura, un fallo laterale da parte di Manazza. Gestisce Benevento con questa giocata per i centrali, Mogavero, Di Iorio, Verdino, palla allargata a sinistra, però il passaggio è impreciso e allora riparte Bergamo con calma e con Gabriele Conca, palla al piede, tocco per Basurini che avanza, Marin, passaggio è per vie centrali su Cremaschi, poi palla improvvisa in verticale, esce Massa a fare suo il pallone. Tedino qui pressato, non la tiene, recupera palla ancora Bergamo, c'è l'avanzata con la palla messa in mezzo, prende un po' in controtempo i compagni, addirittura fuori gioco da parte del numero 16 Gabrieli. Palleggia ancora Benevento con Tedino, 20 alla fine più recupero. Nostrale, pallone per Palmieri, adesso Todesca, cerca e trova Mogavero che però poi la perde, fallo da parte di Cremaschi. Mogavero in preda ai crampi. Cooling break su richiesta tra l'altro dei giocatori di Benevento. Arriva poco meno di 20 minuti alla fine.
Termina il cooling break. L'arbitro richiama anche Benevento. Si riprende con Benevento in possesso del pallone. Mancano poco più di 15 minuti allo scadere del 90°. Vedremo se verrà fatto recuperare questo lungo cooling break durato circa 3 minuti. Tanto Iarrobino, palla per Verdino, carica il sinistro, non perfetto qui Tacchini che comunque arriva in 2 tempi. E questa è la prima conclusione che possiamo annotare nel secondo tempo. Purtroppo qualcosa non ha funzionato mentre all'inizio della trasmissione della ripresa, e quindi manca la quinta rete di Bergamo. Non ce ne vogliono gli amici bergamaschi, qualcosa è andato storto, poi si è ripreso tutto, ma è venuta meno forse l'ultima azione degna di nota di questa partita, almeno fino a questo momento, ovvero sia la rete, la quinta, l'ultima dei campioni in carica, nonché di quelli che sono praticamente prossimi a diventare i primi finalisti per lo scudetto dei commercialisti e degli esperti contabili. Intanto apertura a destra, Manazza propone il cross fortissimo e lunghissimo per tutti. Todesca, Palmieri, Nostrade, Pizzi, Mogavero, ancora Mogavero pressato, riesce a liberarsi, c'è il fallo.
Ovvero che ha subito il colpo e poi anche perché un po' di crampi. Guardiamo, approfitto proprio per ricordare, approfitto di questo momento di gioco fermo, che entrambe le squadre sono scese in campo per il riscaldamento indossando una maglia celebrativa, una maglia commemorativa di Totò Schillaci, una maglia bianca con il numero 19, quello indossato nelle notti magiche di Italia 90, e la scritta Totò. Bel ricordo di un grande campione nato da queste parti, nato nel quartiere palermitano di Borgonuovo, scomparso quasi un anno fa, che ricordo verrà anche celebrato i prossimi giorni con un murale dipinto proprio nella facciata di un palazzo di uno dei palazzi del suo quartiere d'origine, del CEP. Intanto Tedino appoggia a Nostrale, poi Mogavero, ora Jarrobino. Jarrobino salta un avversario, ancora Jarrobino, palla verticale, vince un rimpallo, tiene il possesso, poi cerca di cambiare gioco dalle parti di Todesca, però c'è l'intervento da parte del numero 14 Basurini, che si appoggia a Conca. Cassinelli appoggia poi largo sulla destra, ancora Cassinelli, Basurini può avanzare, ancora Conca, Basurini prende campo, cerca il momento dei compagni, poi il servizio per Pedrali, Cremaschi allarga su Manazza, divenuto capitano, ancora Pedrali propone in mezzo, colpo di testa, si era sganciato ancora Cassinelli, poi qui c'è un liscio in area, Pedrali, tiro deviato, Massa. Todesca, Verdino, incitato proprio dal suo compagno col numero 30 ad avanzare mentre lui sovrappone. Ancora Verdino, si è fatto quasi tutto il campo, inizia anche a guardare la porta, la cerca col sinistro e la parata di Tacchini sulla traversa. Poi ancora Verdino, tracce di Benevento in questa partita. Mogavero, poi l'anticipo secco e allora prova a ripartire Bergamo con questa avanzata, palla sulla sinistra, Marini, anzi si tratta di Gabrieli che prova ad andare sull'out mancino, Todesca lo taglia bene fuori. E poi riparte, prova a ripartire Benevento che gestisce il palla. Lo fa coinvolgendo soprattutto i giocatori della retroguardia. Qui Tommaselli per Tedino, ora si passa a centrocampo con Mogavero, ancora Tedino, Todesca, tocco per Verdino che prova ad avanzare,
Verdino ingresso in area, la palla al sinistro, cerca un via di mezzo tra un tiro e un cross allontanato dalla difesa di Bergamo che cerca la ripartenza. E poi c'è un fischio. C'era a terra Nostrale. Si sta preparando Fabrizio Massa, che è l'unico cambio in panchina per Benevento. Qui Nostrale restituisce palla direttamente a Tacchini. Conca. Servizio per Cremaschi. Per lo scambio ancora Cremaschi si butta nello spazio, può ricevere questo pallone messo in area. Massa con l'uscita con i piedi. Poi Marini. Gabrieli, ancora Marini, resiste Mogavero. Poi il tocco per Cremaschi che cerca la porta col destro. Tiro abbondantemente fuori. C'è il cambio con l'ingresso in campo di Fabrizio Massa. È uscito Di Iorio. Tutto questo a poco meno di 6 minuti presumibilmente dalla fine. Dubito che sul 5-0 con un ritmo quasi balneare l'arbitro conceda recupero. Mogavero per Todesca non trova Massa e allora Cassinelli. Tacchini. Gestisce con calma Bergamo, l'arbitro pone fine alla partita anche con qualche minuto di anticipo e allora è Bergamo, indiscutibilmente Bergamo, la prima finalista per lo scudetto dei commercialisti e degli esperti contabili, battuta Benevento 5-0. Noi ci scolleghiamo qui da Terrasini per qualche minuto, poi alle 17 sarà